precedente perquisizione o avevate ritenuto... Può ripetere la domanda? Siccome nel corso della prima perquisizione avete trovato e sequestrato delle borse, le altre borse che avete sequestrato successivamente le avevate viste ma non sequestrate o non avevate ritenuto utile sequestrarle? Per qualche motivo? E se sì, quale? Non ricordo perché la prima volta non le sequestrammo. Per quanto riguarda se fossero state nascoste o non nascoste, sinceramente non lo ricordo. Quindi non ricorda se le avevate viste ma non sequestrate oppure se le avevate... non lo ricordo. Per quanto riguarda il materiale cartaceo, che tipo di documentazione avete rinvenuto libri nella stanza dello scattone? Il materiale che abbiamo rinvenuto più che altro sequestrato è tanto. Tanto? È un po'. Noi qui sul verbale di sequestro abbiamo anche molto specificato foglio per foglio. È impossibile adesso... Sì, no, io infatti non voglio annoiare nessuno con l'elenco degli appunti didattici e di studio del dottor Scattone, sono riportati in un verbale. Le volevo chiedere sulla base di quale criterio voi avete ritenuto di dover sequestrare un frammento di antologia piuttosto che un appunto su di un seminario, eccetera, eccetera. Avevate avuto direttive o vi siete orientati, vi erano molti appunti? Cioè, avete sequestrato tutta la documentazione cartacea che avete trovato o l'avete selezionata in un mare di carte? Guardi, di solito noi usiamo selezionarla, sicuramente avevamo avuto delle disposizioni in merito. Ricorda quali erano queste disposizioni e in quale modo furono eseguite? No, per il semplice fatto che noi ne facciamo talmente tante di queste cose che è difficile ogni volta ricordarsi le disposizioni che ci danno i nostri funzionari. Vi erano molti libri nella stanza del dottor Scattone, comunque nell'appartamento? Sì, di libri nell'appartamento c'erano. Mi sembra che nel salone ha anche una biblioteca, un angolo biblioteca. Vi erano molte carte nella sua stanza, tra le quali avete selezionati quei 15 o non so quanti documenti? Questo non lo ricordo. Chiedo scusa se torno un attimo indietro, ho dimenticato di fare una domanda o almeno mi è sfuggita la sua risposta. I 2 sacchi vennero riposti nel portabagagli dell'auto o sul sedile posteriore o in quale altro posto dell'auto di servizio? Chiedo scusa, io volevo se precisasse la domanda l'avvocato se nella prima o nella seconda perquisizione. No, infatti ho precisato che... O forse non l'ho capito io, chiedo scusa. Sì, ho precisato che era una dimenticanza sull'episodio precedente. Prendiamola bivalente la domanda, così non perdiamo tempo. Prima perquisizione, dove sono state riposte le buste? Guardi, Per il trasporto? Che io ricordi penso siano state riposte nell'abitacolo, non nel portabagagli. L'abitacolo... Intendo all'interno della macchina, dove siamo noi. Quindi su uno dei sedili o in terra? Penso di sì, sì. Pensa che Cioè, cosa? quale delle Sì. due? Guardi, il posto esatto non lo ricordo. Ho detto, noi normale prassi, non lo ricorda neanche in relazione al secondo sequestro, dove furono collocate e come furono collocate? No, non lo ricordo. Ricorda se le borse nel secondo caso furono riposte ancora una volta in una busta o furono portate via così come erano semplicemente? Sinceramente non ricordo, comunque l'ho detto, noi di solito prendiamo le cose e le mettiamo all'interno delle buste che troviamo all'interno dell'appartamento. Sì, questo l'abbiamo detto. Quel giorno poi c'era anche il papà, quindi... Le buste furono trasportate in questura come? In macchina? La seconda volta? La prima e la seconda volta? Sì, all'interno dell'abitacolo. La posizione esatta... Anche la seconda volta? Sì, mi sembra di sì. Però la posizione esatta proprio non gliela so dire, è passato un anno. È in grado di ricordare le borse che sono state sequestrate nel corso della seconda perquisizione? Dove sono state rinvenute? Il luogo esatto? No. La seconda volta voi avete nuovamente cercato all'interno degli armadi altri indumenti oppure questa volta gli indumenti non sono stati oggetto della vostra attenzione?
Penso che siano stati oggetto della nostra perquisizione. Che non siano stato oggetto. Sì. Ricorda con riferimento a questi diversi ultimi reperti nelle mani di chi lei ebbe a consegnarli una volta arrivato in questura, se fu lei a consegnarli o diversamente chi lo fece e a chi? Mi Per pare quanto che la domanda riguarda- sia stata già fatta, Presidente. No, l'ho Per quanto fatta con riguarda- riferimento ai Per quanto primi. riguarda la prima perquisizione, Allora è sì. colpa mia, sì. Per quanto riguarda la seconda non lo sappiamo ancora. La seconda volta, allora, io consegnai le borse all'ispettore superiore Solimene. E i documenti? I documenti noi stavamo insieme ad altro personale, i documenti nelle mani di chi non lo so. Anche queste 2 borse erano vuote. Che io ricordi sì. Senta, Sinceramente non ricordo però, già io... lei l'annotazione della quale le ho già chiesto prima, sulla quale si fa una dichiarazione sull'uso delle armi, l'ha fatta il 19 di giugno, la fece spontaneamente o su richiesta dei suoi superiori? E nel caso di chi? Guardi, sicuramente avevo avuto delle direttive in merito. Sicuramente. Da chi non lo so. Comunque ritenne di dover fare questa annotazione di servizio, sia pure non spontaneamente, perché nel corso delle perquisizioni lei era armato? No, questa è un'opinione. Lei chiede un'opinione. Faccia invece la domanda. Era relativa al armato fatto. nel corso delle Ecco. perquisizioni? Sì. Nessun'altra domanda, grazie. Poi, Una sola, Presidente. Scusi. Volevo sapere se nel corso della prima perquisizione lei o qualcuno dei suoi colleghi era in divisa. No, non siamo in divisa. Grazie. parte civile. Gli altri difensori. Una domanda da parte nostra. Il capo pattuglia nel corso della prima perquisizione, chi era? L'ispettore De Lucia, E nel corso della seconda perquisizione, l'ispettore della Vicos. di nome? Un attimo. Coppola Lorenzo. Coppola Lorenzo. Invece nell'altro caso De Lucia Lucia Carmine. ispettore capo all'epoca. Entrambi della mobile? No, De Lucia della Mobile, Coppola della Dicos. Possiamo mandare via il testimone? Pubblico ministero? Sì, Nessuna sì, non ha domande. Grazie tanto. Buongiorno. Sospendiamo 5 minuti? Sospendiamo per 10 minuti. È arrivato. Allora possiamo iniziare, riprendere l'udienza. Io non date col segno proprio, io lo consegno, non è andato lo sprazzo, ancora non ci siamo capiti. Decoci. Gli ha detto, io non siamo all'ufficio del tornante. Legga la dichiarazione di impegno. Come la sua richiesta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Il suo nome? Solimene Ciro, ispettore superiore presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, Questura di Roma. Quale attività ha svolto lei in ordine a questo processo, ispettore? Che attività ha svolto? Ma mi hanno portato questi reperti, io li ho chiusi in fogli di carta, legati con spago, piombati e ceralaccati e timbrati. E li ha acquisiti lei, quindi materialmente li ha presi lei? Materialmente li ha presi lei? Sì, li ho presi io e chiusi nell'armadio metallico. Senta, ha ricevuto altri reperti in buste normali, invece non ceralaccate, non... Non ho capito? Ha ricevuto altri reperti, oltre a questi chiusi, come ha detto lei, con la ceralacca? No, questi io l'ho fatta la confezione. Come li ha ricevuti lei?
E le ho ricevute, alcune erano in delle buste di carta Della spesa, comune. insomma. Esatto, spesa, non so, negozi, quelle che... E qualcuno era sciolto. Ecco, ci può in qualche modo ricordare quando è avvenuto e che cosa è stato consegnato? Dunque, È autorizzato a concussare gli atti Posso? di firma. sì, ho ricevuto... Allora, il giorno 15 giugno 97, dall'ispettore Motta, della squadra mobile, ispettore capo Motta Filippo, 2 borse in similpelle alle ore 9. Stesso giorno, dal vice sovrintendente Franco Giuseppe, stesso ufficio, squadra mobile, una borsa di tela, colore Blei Marco Turbo DS, una valigetta in similpelle, tipo 24 ore, 2 giacche da uomo, 2 giubbotti. Il giorno 17 del pomeriggio, dal vice ispettore Pittueo, uno zaino di colore bordeaux marca Invicta e una borsa tipo 24 ore di colore nero marca Delsi. Ecco, può dire singolarmente come ha ricevuto questi reperti, come erano confezionati? Soprattutto gli abiti e la borsa. Sì. Come erano custoditi? Così, come erano Come mi sono stati dati? Esatto. Sì, gli abiti erano in una busta di carta. Per abiti intendo logicamente gli indumenti, ecco. E poi c'erano una borsa e la valigetta 24 ore. Sempre dal sovrintendente Franco. E poi ecco, alcune Dunque, allora guardi, gli abiti erano custoditi, erano contenuti in una busta di carta. tutti assieme. Esatto. Esatto. Tutti insieme. La borsa, le borse varie come erano, così come erano? Sì, le borse così com'erano. Quelle in pelle erano chiuse? Sì, erano chiuse. Io non ho altre domande, grazie. Difesa Ferraro, volevo sapere come avvengono queste operazioni di consegna a lei? Si redige qualche atto, c'è un brogliaccio, un registro presso il suo ufficio? Praticamente in questo caso hanno portato queste borse con il verbale di sequestro, e mi è stato riferito di metterle a disposizione, sigillarle, chiuderle, repertarle praticamente, no? E metterle a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ho capito, la domanda è diversa. Lei dice sono venuti e materialmente mi hanno dato queste cose, mi hanno detto Esatto. di sigillarle, di tenere Esatto. operazioni che lei ha fatto. Sì, ma dico, questo solo in questo caso, cioè sempre avviene così, non esistono registri, niente. Avviene sempre così, sì, esistono registri in questo Quindi Sì. esistono delle annotazioni sul registro? Lei ce l'ha? No, praticamente ho le ricevute io tutte conservate nell'armadio. C'ho un armadio dove ho tutte le ricevute conservate e le ricevute poi vengono messe tutte insieme nel fascicolo dei rilievi che noi poi effettuiamo, eccetera, il caso. Ma c'è un cronologico, insomma, se dobbiamo ricostruire il momento in cui sono state date... Lei per esempio dice che l'ha avuta alle ore 9 della mattina, se non mi sbaglio. Esatto. E questo, oltre che sui suoi ricordi, È scritto... viene fuori da un atto presso il suo ufficio. Se esiste, scusi, le completo la domanda, così Sì. signor Solimene, se esiste, in quante copie viene redatto?
Dico ai fini burocratici, ai fini Ai interni. fini burocratici, praticamente finché il reperto mi viene consegnato, io lo custodisco nel mio ufficio. Poi Sì, ma io, tanto per non farle indugiare in cose, la domanda è precisa: dove avvengono le annotazioni, dove si verbalizza, dove si effettua, c'è un registro? Scrive qualcosa lei quando le vengono Può consegnate? venire. a me quando mi vengono consegnati i reperti, Che cosa fa? praticamente prendo i reperti, li metto da parte e poi chiedo l'autorizzazione all'autorità giudiziaria per effettuare degli accertamenti. Ecco, in questo caso me ne Ma devo- nel momento in cui vengono consegnati a lei i reperti, compila un verbale o un atto, un'annotazione dove scrive: oggi alle ore 9 ricevi in consegna dal brigadiere X un reperto XY. Sì, e tant'è vero che sta qua E questo l'annotazione. deve Ecco, sì, sapere sta qua, l'avvocato. esatto, e sta qui l'annotazione. Beh, non avevo- Quindi adesso l'avvocata, una volta chiariti i termini del problema, Allora, quello che lei ha tra le mani credo che è lo stesso che ho io in copia, non so se lo ha anche la Corte. Ma questo a chi lei lo rilascia e dove lo acquisisce? Se è lo stesso, è il foglio 3713 senza data del Gabinetto Interregionale per il Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo di Roma, firmato Solimena, il sottoscritto, eccetera, riceve dall'ispettore siccome mi Motta. sarebbe difficile in questo momento trovare il documento, me lo fate vedere? Posso dare la copia? Vediamo se è lo stesso, Presidente, scusi. Il sottoscritto ispettore Se risulta che è senza data, abbia pazienza, servizio Presidente. presso il locale, gabinetto eccetera eccetera, non c'è data, no? No, la data non c'era, però c'è scritto, È scritto alle dentro. ore 17 del 18 giugno 97 riceve dal vice ispettore Pitueo Giuseppe il servizio. No, io mi riferivo all'altro, ma è analogo. Io mi riferivo, per quello che riguarda la difesa Ferraro, mi riferivo a quello ricevuto dal signor Motta, dall'ispettore Motta. Ce l'avrà sicuramente. Motta ce l'ho, sì. Ecco. Probabilmente anche senza data, perché adesso apprendo che anche quello di Pattueo è senza data. Sì, non c'è la data di compilazione È di riportato questa relazione. Si parla invece dell'ora in cui sarebbe avvenuta la consegna del reperto. Ora, signor Presidente, volevo ripetere questo foglietto, Sì. che non ha data. Non ha data perché è scritto dentro. La data Come? c'è dentro. La data c'è dentro quando ho fatto l'operazione. No, la data in cui ha redatto sì, questo quando l'ha redatto lei, quando lo ha scritto? Quando me l'hanno dato. Quando l'ha scritto? Quando l'ha scritto? Quando l'ha scritto? Dica quando l'ha scritto, vediamo, quando l'ha scritto. Avvocato, un momento, lei fa questa domanda, Sì. la parte civile... C'è più che un'obiezione, un'osservazione, ma non sarebbe meglio sottoporre al testimone il supporto cartaceo del quale parla l'avvocato Siniscalco? Ce l'ha. Ma noi non lo abbiamo, non sappiamo, chiedo scusa. Allora sottoporlo alla parte civile, No, non al anche testimone, perché non al testimone. mi pareva che parlaste di cose diverse. Chiedo scusa. Grazie, no, grazie mille, grazie, basta così. La ringrazio. Poi dopo te lo... Abbiamo fin qui capito che lei in ogni caso fa una relazione dove spiega quello che ha fatto. E la consegno al Poi all'ufficio. l'avvocato le chiede... Ne fa più di una, Presidente, quello è proprio quello che volevamo. Scusa, abbia pazienza, volevo... Sì, per sapere quale lei fa riferimento, perché noi non ne abbiamo più di una. Sono tutte le relazioni allegate per la prima volta nel processo alla risposta alla richiesta del dottor La Speranza dell'ottobre 1996. Numero 100. Neanche allegate. Questa è... Grazie. Eccola qui. Il foglio 3713, La che è ringrazio, quello avvocato. stesso che in questo momento ha davanti a sé il signor Presidente e la Corte. Allora la domanda qual era, scusi? La domanda è quando ha redatto questo? Quando l'ha redatto? Quando mi sono stati consegnati i documenti. Benissimo. Benissimo. E a chi lo ha rilasciato questo foglio? Alla squadra mobile. E di questo avviene poi una registrazione nei registri, No, sì o no? Di questo no. Mi permetto di insistere e di domandarle se è sicuro, perché lei capisce che per
per tutte le operazioni di questo tipo non avviene nessuna registrazione per il Ministero, per la burocrazia, per queste cose complicate che abbiamo nel nostro Paese, insomma, perché capisce noi. Le annotazioni sono tutte le corrispondenze che noi abbiamo, Sì. noi abbiamo per ogni reperto c'è una sua corrispondenza. Esatto. Ma qui, veda, se dobbiamo rintracciare l'epoca e l'attribuzione di questo reperto ad un protocollo, ad una partita, Sì, ad sì. un numero di pratiche, come si fa? Praticamente riguarda il procedimento, riguarda il caso a cui si riferisce. E dove sta scritto, Susi? Come? Mi vuol vedere su quel foglio dove sta scritto? Che riguarda? Sì, qua sta scritto solo che ho ricevuto questi reperti, lo do così. Benissimo. Quindi lei afferma che di questa operazione relativa all'orario, relativa alla sua assunzione di responsabilità su queste cose, non esiste traccia diversa da questa. Lei quel foglio lì da dove lo ha preso? Questa è una copia che ho ottenuto io. Ma in quale pratica, in quale archivio, in quale ufficio? Questa è nella. Cioè l'ha tenuto lei certamente non per sua collezione privata? No, è nella. Ah, lei vuole dire in quale. Sì, è il procedimento relativo all'omicidio Marta Russo. E lei che rapporto ha col procedimento relativo all'omicidio Marta Russo? Lei il suo ufficio, il suo ruolo è quello di ricevere e custodire. Sì. Se può guardare me, insomma, se no poi non sente bene la domanda. Il suo ruolo è quello di ricevere e custodire, è vero? Sì, e di apporre il sigillo, e lei lo dice. Anche quello. Io mi permetto di insistere presso di lei per sapere dove altro sul piano burocratico interno, e noi che stiamo facendo il processo per una strage, insomma, Sì, che dura sì. 20 anni poi per sapere queste cose qua. Dove viene registrato questo atto che lei compie nell'adempimento del suo dovere di ufficio? Dove viene C'è registrato? opposizione della parte civile a questa domanda, sia perché ha risposto e sia perché vorremmo anche capire l'importanza di questa domanda. La risposta l'ha sentita solo l'avvocato Andreozzi. Ai fini dell'accertamento della verità. Comunque ora abbiamo. Chiedo scusa Presidente, vorrei finire la mia. Pensavo che avesse già. No, noi abbiamo espresso il suo capito pensiero. che non vi è una registrazione di tutti quanti gli atti, ma che gli atti stessi, quando servono, gli interessati sono in condizione di riperirli e di portarli qui. Tutti. Se noi abbiamo accertato questo fatto, ogni ulteriore domanda vorrei che fosse quantomeno, sia pure indicativamente, indicataci la rilevanza ai fini dell'accertamento. Alla domanda se venivano fatte registrazioni, il testo ha risposto no. Vengono messe nei fabboni. Vengono compilate le relazioni varie che vengono inserite nei relativi fascicoli. Il testo fa parte del gabinetto Io sono responsabile. regionale della polizia scientifica. Sono È vero? responsabile del settore sopralluoghi Sì. e anche Abbiamo- poi i reperti correlati ad alcuni episodi. Quindi ha già risposto alla domanda della difesa. Quindi noi l'originale, per questo tutte copie naturalmente, anche quella che l'originale si trova in un fascicolo che è presso il suo ufficio, Esatto. come tutti gli altri fascicoli relativi a consegne di Tutti gli reperti. altri reperti. Scusate, io non parlerei di copie, io parlerei di esemplari. Di esemplari. Di esemplari, perché sono tutti firmati e bollati, e timbrati. Timbrati. Più esemplari. Quanti esemplari fate? Quanti esemplari redigete? Beh, l'esemplare per il commissariato, l'ufficio che si interessa, l'esemplare per noi, laddove poi avvengono operazioni che ci sono delle autorizzazioni per effettuare accertamenti, io parlo di altri tipi di reperti, allora si fa l'esemplare per la G e l'esemplare per il Ministero, Ministero intendo Direzione Generale, Quindi più esemplari. più Ce ne sono esemplari, tanti. e ogni esemplare ha la sua collocazione, non ce n'è uno che. Perfetto, allora scusami, allora esistono, quindi va in più copie questi esemplari. Esatto. Ah, quindi noi troviamo anche al Ministero questo atto che lei sta riferendo adesso. Questi esemplari. Io parlo quanto sono dei reperti Sì.
quando vengono autorizzati. Io parlo di altri reperti, non di questo caso. Cioè questo è un reperto privato, che cos'è? Io vorrei capire. No, è un reperto a disposizione della G, è a disposizione della G. Vorremmo sapere a cosa serve. Io vorrei capire che rilevanza hanno queste domande. Voi pensate Noi che vorremmo- sia un falso ideologico? E in questo caso Presidente. presentate querela per falso ideologico. Noi non possiamo, Presidente, Altrimenti perdiamo tempo. Vi possiamo assicurare che nella sentenza che sarà Soddisf- scritta dedicheremo Presidente. mezza riga forse alla questione. Presidente, soddisfo immediatamente la sua legittima domanda. Noi non possiamo contestare nulla, questo è un potere che, come è noto e come sta avvenendo in questi giorni, si attribuisce od è attribuito al pubblico ministero. Però noi abbiamo il dovere di indagare su quella che appare una chiara anomalia dal punto di vista documentale. Siccome questi documenti, ripeto, entrano in questo processo per la prima volta nell'ottobre attribuiti al giugno del 1997, noi riteniamo l'indagine rilevante. Il testimone però ha già dato delle risposte. Era per rispondere, credo, in maniera Sono esauriente appaganti, alla non sua... sono appaganti, si vedrà in seguito. Ecco, benissimo. Ora volevo sapere quante persone vennero in questa occasione, ricorda quante persone vennero in questa occasione? Quante persone vennero in questa occasione a consegnarle, in questa come nell'altra occasione? Sì, le persone che mi hanno consegnato queste cose sono quelle che ho scritto qua. Le persone che mi hanno consegnato materialmente sono Ispettore Franco, Pittueo e Motta. Quindi le borse di Ferraro, ricorda se erano in una solo di quelle buste per la spesa o quelle buste di carta o in due buste? Mi sa che stanno lì. Sono due borse in similpelle. Ce l'ha lei le... No. Mi riferisco alla prima parte di questo foglio, di questo pezzo di carta. Stiamo parlando sempre del numero, scusi, avvocato, Prego? 3713, Sì, il foglio 3713. perché siccome ce ne sono tre, Sì. Tra l'altro è in ordine cronologico, perché questo è allegato alla risposta che danno alla richiesta del pubblico ministero a ottobre del 97. Allora, cosa voglio sapere? Mi scusi. Le ripeto una domanda. Sì. Lei ha letto adesso la prima parte. Lì si dice che le sono state consegnate due borse in similpelle. Prima mi è parso di capire che lei ha detto che stavano in una busta, stavano in buste Sì, di alcune erano... Ora volevo sapere, due in una busta o per ognuna, o una fuori dalla busta, tutte e due in un'unica busta, questa busta se ricorda che cos'era, di reclame, se è possibile. No, a questo punto non mi ricordo. Non lo dica apertamente. Sì, ecco, degli indumenti mi ricordo, Sì, l'ho non lo detto, però ricordo. di questo non mi ricordo. E lei non sa a che ora era stato effettuato questo sequestro? La domanda non è pertinente, non spettava a lui eseguire la perquisizione né il sequestro. E risulta tutto dagli atti. Se ci sono dei problemi in ordine a falsità ideologiche, presentate la querela per falso ideologico. Dobbiamo fare l'indagine sul fatto, però. Ma non in questa sede. Ma noi non credo che abbiamo questa intenzione. Noi vogliamo cercare di capire quello che serve a identificare la verità. Quello che serve, certo, quello che serve. Cioè, non vogliamo dare per scontato niente, però per capire quello che serve è difficile dare per scontato soltanto una parte del processo, lei me lo insegna. Io volevo adesso domandare al signor Solimena, lei ha detto, per tornare alla domanda che ovviamente giustamente non è stata ammessa, lei ha detto che ha ricevuto anche, ha preso visione del verbale di sequestro. Sì, mi danno i verbali di sequestro. Quel verbale di sequestro viene consegnato poi perché lei lo metta nella pratica, sì o no? L'ho detto anche poc'anzi, mi danno il verbale di sequestro con i reperti. Sì, ma quello poi dove va il verbale di sequestro?
La copia Va conservato nella pratica, va conservato nella quindi lo conserva nella pratica, perciò troveremo questa. Quindi a partire dalle ore 9 poi lei ha fatto la sua operazione per avvolgere. Grazie. Poi un'altra. No, questa è successiva. Ispettore, le sono stati consegnati nell'ambito dell'indagine della quale ci stiamo occupando reperti di pertinenza del dottor Scattone? Nell'abitazione del dottor Scattone? Sì. Mi può dire se si trattava di oggetti sequestrati in una sola occasione o in più occasioni, e se sì, in quali giorni? Allora abbiamo la prima volta... È autorizzato a dare lettura del contenuto della relazione a sua firma. La prima volta alle ore 9 del 15/6, sequestrata in data 15/6/97 nell'abitazione di Scattone Giovanni, nato a Roma, eccetera, eccetera, e abbiamo una borsa di tela Blé marca Turbo DS, una valigetta in similbelle, 2 giacche e 2 giubbotti. Poi ve ne è stata una seconda di consegna. Una seconda ed è stata alle ore 17, quando ero ricevuto da Pittueo Giuseppe. Abbiamo uno zaino di colore bordeaux marca Invicta, una borsa tipo 24 ore marca Delsley, contenuto in una busta di carta. Allora, mi può dire a che ora ricevette il primo reperto, quello del 15? Quello del 15? Alle 9. Mi può dire a che ora ricevette il secondo reperto, quello del 18? 17. Mi può dire nel primo caso chi è che materialmente ebbe a consegnargli il reperto? Il primo caso sarebbe quello del 15? Sì. Sì. Quello delle ore 9, quindi. Franco. Vice sovrintendente Franco. Franco Giuseppe. Franco Giuseppe. Nel secondo caso, ovvero sia il 18 giugno. Ispettore, vice ispettore Pittueo Giuseppe. Senta, ispettore, quando voi ricevete questo genere di reperti, di solito vi informate sulle vicende acquisitive precedenti, oppure vi limitate a svolgere un mero lavoro di C'è esecuzione? opposizione a questa No, domanda? non di solito, parliamo Non di del caso in solito. concreto. È una questione che riguarda il loro lavoro. la loro Parliamo in attività. caso in concreto. Se nella specie si sono informati di che cosa e per che cosa. Non ci interessa quello che succede di solito, ci interessa quello che è successo nel caso specifico, no? Trattandosi di personale di polizia è importante sapere qual è il modus operandi in relazione Sì, ma a a noi questo interessa genere di sapere il operazioni. modus operandi nel fatto che ci interessa. In quel caso, ispettore, oggi. lei si occupò di informarsi del tipo di operazione che era stata svolta e delle modalità dell'operazione medesima? No, in che senso? Cioè, a quale caso si riferiva? Nel caso dell'acquisizione di questi 2 reperti, lei si informò di che indagine si trattava, perché erano stati eseguiti quei reperti, dove era stata eseguita, oppure no? No, a me mi portano il verbale di sequestro, l'ambito delle indagini e finisce lì. Quindi lei non sa assolutamente nulla del motivo del sequestro e della destinazione di quei reperti? Per lei non vi Ma è l'ho detto adesso. Per lei non vi è alcuna differenza, dunque, se si tratta di reperti che sono destinati ad un certo fine o se si tratta di reperti che sono destinati ad un altro fine? Io domando tutti i reperti il motivo per cui vengono presi. In quel caso le Diciamo così che tante volte le facciamo noi le operazioni, vabbè, forse adesso andiamo No, lo immagino. sul generico, eccetera. Nel caso, infatti- Nel caso specifico. nel caso specifico, lei sapeva a cosa dovevano servire quei reperti, se potevano essere oggetto di un certo accertamento tecnico, sì o no? In quel caso specifico mi hanno portato questi reperti, Sì. era nell'ambito E le hanno detto qualcosa? delle indagini, sì, mi hanno detto qualcosa, non mi ricordo tanto in quel momento, forse le dico qualche cosa che non dovrei.
Con che cosa provvide a repertare quei reperti del 15 e del 18? Come ho provveduto? Materialmente, con che materiali? Allora, con carta, tante volte abbiamo anche, non so, in questo caso pure delle buste nostre, però oltre alle buste nostre, poi con carta da imballaggio nuova, viene richiusa, assicurata con spago, piombata, e poi con la cera lacca che è il nostro impressore. È lei materialmente che si occupa dell'acquisto di questa carta da imballaggio? La carta da imballaggio si acquista all'ufficio economale, si interessa. Quindi le venne consegnata questa carta, non era in suo possesso direttamente? La prelevò lei quel giorno in entrambe le occasioni o le fu consegnata da qualcuno? No, io la carta ce l'avevo nell'armadio. Ce l'aveva in suo armadio del suo ufficio? Esatto. Ma perché lei pensa che sia uscito, sia andato nella tabaccheria più vicina per comprare la carta? No, e allora non facciamo queste domande. Io vorrei, sono domande. vorrei sapere questa carta dove era conservata. E questo è La quello che carta è abbiamo conservata nel mio armadio, nell'armadio dove tengo documenti, cose, ma non reperti. Senta, lei è in grado di dire dove sono rimasti i 2 reperti relativi alle perquisizioni dello scattone nel periodo intercorrente tra l'esecuzione del sequestro e quindi il loro prelevamento e il momento della sua consegna? Perché nel primo caso, il 15, la perquisizione si è conclusa verso le 2, credo che alle 2:20 gli agenti fossero già in questura. È in grado di dare una risposta? Il repertamento sì o no? ha detto che è arrivato solo, lei lo ha fatto solo alle 9, in quel lasso di tempo, 7 ore circa, dove sono stati conservati quei reperti? È in grado di dare una risposta? Non lo so perché non lo conservo non lo io. so, non lo so. È in grado di dare una risposta con riferimento al secondo sequestro, quello del 18? Nell'uno e nell'altro, è logico. Nel secondo caso si trattò di 5 ore, non sa dove è stato conservato il reperto? Non lo so, a me me l'hanno portato e l'ho chiuso. L'operazione si è svolta nel suo ufficio? Sì, In entrambi i casi? esatto. Lei ha controllato all'interno delle buste che le erano state consegnate il contenuto delle buste o si è limitato a impacchettarle così com'erano? No, il contenuto l'ho guardato. Le ha estratte le borse e gli indumenti dalle buste per controllarle? No, riuscivo a guardarle così. Le ha guardate senza estrarle? Nessun'altra domanda, grazie. Parte civile. Nessuna domanda, grazie. Altri avvocati? Nessuno? Può andare. Scusi, Aspetti, pubblico ministero. Sull'accordo delle parti acquistiamo in fotocopia o in originale i documenti di cui l'ispettore ha dato lettura. Sì, poc'anzi. sì, Va degli bene? esemplari. Sì, tanto Siccome è interesse dell'accusa, faccio la fotocopia per le due parti. è già fatto, Presidente. Già fatto. Stavo vedendo. La fate? Abbiamo già fatto. Pubblico ministero allora? È interesse dell'accusa chiarire ogni dubbio della difesa di Ferraro sulla regolarità delle operazioni. Vorrei domandarle se per caso da voi avete un archivio tramite computer dove registrate tutte le operazioni effettuate. Noi abbiamo un archivio dove registriamo tutte le operazioni per quanto riguarda gli interventi. Ma nel computer voi annotate queste stesse cose che oggi ha portato? Nel computer sì, viene scritto quando vengono repertati, se ci sono reperti, Ecco. eccetera. Allora io penso, Presidente, che nel computer sia possibile rintracciare le lettere oggi presentate e analizzando il computer si può sicuramente verificare la data in cui è stata scritta. È così? No, queste lettere, queste che adesso ho scritto, no, queste sono state fatte e consegnate e poi conservate le copie. Nel computer noi scriviamo un intervento, questo è un atto di scusa, questi sono gli interventi che noi facciamo nel computer, non di questo. Abbiamo il dirigente qui della Polizia Scientifica che in qualche modo potrebbe
esserci d'ausilio, perché io mentre l'avvocato faceva le domande mi sono preoccupato di risolvere questo problema e alla mia richiesta mi ha risposto: esiste un archivio e tramite archivio è possibile risalire alla data. C'è un intervento della parte civile su questo punto. Cosa intende? Produrre la relativa documentazione contenuta Se nell'archivio? lei mi autorizza Lei se la procuri, poi la faccia vedere ai difensori e poi eventualmente Presidente, chiedo valuteremo. scusa, è sempre la parte civile che petulantemente cerca di intervenire. Qui se c'è una richiesta specifica della difesa in questo senso e motivata, ne discutiamo. Se questa richiesta non c'è e non è nemmeno motivata perché non c'è, stiamo discutendo del sesso degli angeli. Dico questo perché è estremamente interessante questa ipotesi che viene effettuata e che però non viene esplicitata di una possibile alterazione, di manipolazione dei documenti, di mancate registrazioni. Se viene fatta una richiesta specifica da parte di chi ne ha interesse e viene motivata, la parte civile esprimerà la sua valutazione. Allo stato degli atti stiamo parlando di una cosa che non esiste. Sì, ma scusi avvocato, io cosa ho detto? Ho detto che il pubblico ministero può fare quello che vuole. Se poi Esattamente quello che ho acquisisce detto la io, documentazione, se vuole produrla, Sì, signore. la mette a disposizione dei difensori e la Corte deciderà. Siamo d'accordo. La ringrazio. Siamo d'accordo. Può andare. Grazie. E l'altro testo. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sovrintendente di polizia Franco Giuseppe. Franco il cognome, Giuseppe il nome. Franco il cognome, Giuseppe il nome. Ed è in servizio presso la squadra mobile. Confermo. Una sezione speciale, una sezione... Quale sezione? La seconda sezione della Seconda squadra mobile. sezione. Sezione speciale. Che è la sezione omicidi? No, è la narcotici. Come? Antidroga, narcotici. Pubblico ministero. Grazie. Senta, lei ha effettuato la perquisizione a casa di Scattone? Sì, la notte del fermo. Senta, ha materialmente lei preso gli abiti? Sì, gli abiti, le giacche, dall'armadio ho preso le giacche e 2 borse. Le ha prese conservandole così come le aveva viste? Sì, erano appese nell'armadio, l'ho prese come erano Tutte insieme? Tutte insieme e l'ho messo dentro una busta di carta tipo di queste da negozio dove si fa la spesa per Ho capito, ma erano già tutte assieme Sì, nell'armadio? erano tutte assieme appese. Così come erano lei le ha prese? Sì, come erano prese. Quindi tutte erano e tutte qua. assieme e lei non le ha divise? No, giustamente. no, non l'ho divise. E le ha messe in una... C'era una busta tipo di questo per fare la spesa ai negozi di carta. Ci racconta la vita di questa busta? Cioè da quando in qualche modo ha contenuto i vestiti fino a dove poi è stata consegnata all'ispettore della polizia scientifica? Sì. Ho messo questa busta, queste giacche dentro una busta, poi c'erano altre 2 borse dentro un'altra busta, sempre che erano. E l'ho tenute io finché è terminata la perquisizione. Terminata la perquisizione mi sono incaricato io di prendere le buste, ormai l'avevo presa io, me le sono tenute io, l'ho portato fino all'ufficio. In macchina dove le ha tenute? In mezzo alle gambe, eravamo nella nostra macchina di servizio, l'ho messa in mezzo alle gambe così, come Sì. l'ho portato in ufficio. L'ho messa su una sedia in ufficio e poi abbiamo fatto gli atti e la Le mattina, appoggiate sulla sedia? su una sedia sì, dell'ufficio dove noi ci eravamo messi per scrivere. Ecco, una volta che le appoggiate lì, da lì sono poi andate direttamente... L'ho prese le buste soltanto solo per portarle su alla scientifica in mattinata poi. L'ho consegnata. L'ufficio è rimasto chiuso fino a quando lei... Fino a quando... no, sono stato quasi sempre là io.
Quindi materialmente le operazioni sono state ininterrotte fino alla consegna del... Fino alla consegna sono stato sempre fino alla mattinata perché abbiamo fatto tardi, siamo stati allontanati per andare a più un caffè alla macchinetta, tutto qua. Ma la porta la chiudevo e andavo. Ho capito. Senta, lei l'ultima volta che ha fatto uso di armi quando è stato? Nel 92, al poligono nostro di polizia. Ha una 22, una calibro 22 in sua dotazione, fucile? No, c'ho la pistola d'ordinanza. E basta. Va a caccia lei? No. Io non ho altre domande, Presidente. Facciamo anche l'altra domanda. Gira armato lei? In servizio sì. La difesa Ferraro? Nessuna domanda. Sì, una domanda. Sul fatto ma quando poi, lei ha detto giustamente in servizio sì, ma quando poi l'arma viene, diciamo, cessa il servizio o la deposita, la scarica o la tiene sempre carica? La lascia in deposito carica? No, io la porto anche quando sono libero dal servizio, certo. Ma non la scarico e non la carico perché là è carica. Lei non la scarica mai? Mai? Qualche volta per pulirla, ma... Grazie. Grazie. Lei ha partecipato solo alla perquisizione al sequestro in data 15 giugno del 97 o anche ad altre perquisizioni a casa dello Scattone? A casa dello Scattone no, solo a quella del 15. Ricorda chi erano i colleghi con i quali eseguì l'operazione? Sì, dovrebbero risultare agli atti, sì. C'era Carmine Lucia? Sì. È una sua collega? Come scusi la domanda? È un collega o una collega? È un collega. È un uomo? Sì. Quindi Lucia è il cognome? Lucia è difficile sia un uomo. Lucia non mi risulta. Lucia è il cognome? No, perché Lucia non mi risulta come collega. Quindi Lucia è il cognome, penso, a questo punto. Io non lo In so. altre parole, c'era una donna... Ah sì, ma non si chiama Lucia. Come si chiama? L'ispettore Temperi, mi sembra. L'ispettore? Temperi. Temperi. La Temperi. E di nome? Guardi, non è dell'ufficio mio, non mi ricordo. Senta, quindi eravate Carmine Lucia, Franco Giuseppe che è lei, e il terzo uomo chi era? L'ispettore Pittueo. Pittueo. Cioè il quarto. Nel verbale di perquisizione io vedo 4 firme che mi pare di non riconoscere nelle firme, salvo una che dovrebbe essere quella della sua collega Temperi, nel verbale di sequestro. Se lo può controllare, siccome anche qui mancano i Allora nomi, se ci facciamo può vedere dire... al teste sia il verbale di perquisizione sia il verbale di sequestro e ci dica intanto chi comandava la pattuglia. Chi comandava la pattuglia? Aspetti, prima di guardare, chi comandava la pattuglia? L'ispettore De Lucia. De Lucia. Ecco, adesso guardi il verbale di perquisizione. E la mia firma è quella, la prima. È la prima? Sì. La prima. Su questo, sul verbale di sequestro. E l'ultima? L'ultima. E nel verbale di sequestro? Nel verbale di perquisizione è l'ultima, nel verbale di sequestro è la prima. Ecco, e le altre 3 firme? Facciamo una perizia grafica, avvocato? No, per sapere chi erano le persone presenti. Non ha detto chi erano le persone presenti? Ma erano presenti in tutti e 2 i casi le stesse persone? Nel corso della perquisizione e nel corso del sequestro? O sì. Si sono aggiunte altre persone? Perché lì sono firme diverse. Io volevo sapere soltanto se c'erano altri verbalizzanti. Non si capisce? Non ho capito la domanda, scusi. Siccome risultano delle firme diverse, eravate sempre voi noi 4. Ecco, la domanda può essere integrata in questo modo. Si sono aggiunti altri agenti al momento del sequestro, perché le 2 fasi spesso non coincidono. Prima si fa la perquisizione, no? Si guarda, si vede, quindi si fa il sequestro.
Si è aggiunto qualche altro agente di polizia al momento del sequestro? Se lei ricorda A qualcosa? me non mi risulta, non lo A so. lei non risulta. Vabbè. Vabbè, resta il mistero delle firme. Fu lei, da quello che ho capito, materialmente a cercare abiti all'interno dell'armadio. Sì, solo quello che prese materialmente gli abiti. Cercava degli indumenti in particolare, le erano state date delle indicazioni precise, oppure ritenne di sequestrare quelle giacche per una qualche ragione in particolare? C'erano state date delle disposizioni di prendere delle giacche scure e se c'erano delle borse. Giacche scure, le disse? Sì. Senza far distinzioni tra giacche estive, giacche invernali o altro? No, quelle c'erano e quelle ho preso. Tra giacche e giubbotti nemmeno? No, almeno a me non mi sono state. Ecco, allora ricorda di aver sequestrato che cosa tra gli indumenti? E 2 giacche e 2 soprabiti. Si ricorda queste due giacche, se erano giacche estive o giacche invernali? No, sinceramente no. Ricorda se all'interno di quell'armadio era riposta anche una giacca da carabiniere? No, non ricordo. Non ricordo. Ricorda chi era presente alla perquisizione? Ovviamente non tra gli operanti. Sì, c'era un vicino di casa che abbiamo chiamato noi prima di entrare dentro casa. Si chiamava Malservigi, che lei ricordi? Era un signore anziano, il nome non me lo ricordo. Non lo ricordo. Lei indossava guanti durante questa operazione? No, non avevo nessun guanto. Era armato? Sì, con la mia pistola d'ordinanza, sì. Ricorda se la sua collega era in divisa? No. Lei ha cercato anche borse nel corso di quella perquisizione? Sì, le 2 borse che ho È sequestrato. stato lei a rinvenirle? Sì, erano lì nella camera. Nella camera? Camera da letto, era una cameretta. È la stessa camera dove si trovava l'armadio? Una sono sicuro, l'altra non mi ricordo adesso dove è Quella stata. di cui è sicuro, ricorda in che posizione fu rinvenuta? Era vicino a un lettino, sì, aperta vicino a un lettino. Era appoggiata in terra? Sì, Ricorda quale delle due era, se era la 24 ore o se si trattava dell'altra borsa? era, se non ricordo male, era non la 24 ore, quell'altra borsa normale, diciamo. Lei verificò se all'interno delle 2 borse si trovavano documenti o altri oggetti? No, erano vuote, erano leggere, erano vuote. Ma come fece a verificare che erano vuote? E una era quella che gli ho detto era aperta e l'altra. Ma come è fatta questa borsa? Mi sa che mi pare che c'è le chiusure da sopra, no? Tipo non in stoffa, una cosa del genere. E c'erano le chiusure aperte. Ed era aperta. E dell'altra 24 ore invece la aprì per verificarne il contenuto? Un'altra 24 ore non mi ricordo se è stato aperto o meno, questo no, sinceramente non lo ricordo proprio. Gli altri 2 agenti, o meglio gli altri 3 colleghi, hanno partecipato attivamente anche alla perquisizione o soltanto lei ha svolto l'apprensione materiale di questi oggetti? I panni l'ho presi io, compreso le borse, e l'ho messi io nella busta perché ho iniziato a fare questa opera, diciamo, e gli altri colleghi hanno proseguito la perquisizione. Tutti questi reperti, quando siete tornati in questura, sono stati conservati nello stesso modo che lei prima ha riferito, all'interno di queste buste depositate in un ufficio? C'è opposizione, Presidente, ha già risposto il test sulla vita della busta. No, siccome si è parlato di una busta, i reperti sono più di uno, volevo sapere se quel ricordo... Quante erano le buste? Di carta, 2 buste. 2 buste. Queste 2 buste sono state portate in questura? Sì, come ho detto prima, e poi messe su una sedia nel senso la scendita. Lei nel periodo immediatamente precedente a questa operazione di perquisizione era regolarmente in servizio? O Sì. non era stato in ferie o... Adesso vorrei andare a guardare, non mi ricordo, mi sembra di no.
Grazie. Ci sono all'esito, Presidente, solo 2 domande del pubblico ministero. All'esito. La parte civile. Gli altri difensori. Nessuna domanda. Pubblico ministero. Grazie. Senta, quando lei ha portato queste buste in ufficio e poi le ha appoggiate nel suo ufficio lei ha fatto operazioni di smontaggio e rimontaggio della sua pistola? Assolutamente no, non ce n'era un bisogno. Appoggiato su quella stessa sedia la sua pistola? No, la pistola mia ce l'ho addosso. Senta, lei generalmente negli ultimi tempi, che stiamo parlando dei mesi precedenti al sequestro effettuato da Scattone, lei mi ha detto che sta nella squadra mobile sezione stupefacenti. Nelle operazioni che ha fatto ha rinvenuto negli ultimi mesi, ha rinvenuto armi? Negli ultimi mesi? Negli ultimi mesi precedenti. L'operazione in questione? Sì. No, non mi risulta. Solo droga, quindi, eventualmente? La maggior parte droga. Va bene. Possiamo mandare via il testo. Buongiorno. Vorrei fare la stessa domanda che avevo fatto prima al collega. Avevate avuto indicazioni precise sulle finalità di quel sequestro? Indicazioni precise? No, gli ripeto, mi hanno detto di prendere delle giacche e borse se c'erano. Senza dirle altro? No, io almeno da parte mia non sapevo altro, sapevo il capo Pattugno. Grazie. Può andare, grazie. Buongiorno. Ci vedremo venerdì prossimo. Bene. Quali sono i testimoni? Sono stati indicati? Sì, i testimoni sono stati indicati e porteremo anche quelli che lei ha richiesto oggi, Presidente, quei 3 operatori di polizia, perché penso sia una cosa breve, immagino. Quelli che avete chiesto, mi pare oggi sono stati richiesti 3 persone che avrebbero materialmente. Venerdì. Quelli che avete chiesto voi. Venerdì però termineremo alle ore 14:45. Va bene? Ah, venerdì queste 3 persone alle ore 14:40? No, finiremo l'attività istruttoria dibattimentale alle ore 14:45. Sì, ma penso che comunque li rinvieremo. Questo vi avverto, perché se non finiamo, a quell'ora sospendiamo il processo e rinviamo la tutto. Va benissimo, Presidente, la ringrazio. Per venerdì ordine di traduzione, udienza e tutto.